Ecco l'ale, pasta gourmet quasi mi sono fatto. Delle erbacce, fioretti? No, è che ne ho messa troppa, non può essere gourmet. Cioè se è gourmet c'era tipo 8 subbiotti sul piatto di mezzo metro, va bene. E abbiamo viste tutte. Siamo ormai quasi a luglio, non ho ancora il camper. Top Group sì, aiutami a coccolare il cane. Sta aspettando i soldi dell'assicurazione. Finché non rimane Sky, non mi dà il camper. Ah, che vita. Every breath you take and every move you make, every bond you break, every step you take, I'll be watching you every single day, and every word you say, every game you play, every night you stay, I'll be watching you. Oh, can't you see you belong to me? How my poor heart aches with every step you take, every move you make, every vow you break, every smile you fake, every claim you stake, I'll be watching you. Since you're gone, I've been lost without a trace. I dream at night, I can only see your face. I look around, but it's Urbano, l'NS1, dei quote l'NS1. Tu ti fai foto ma nessuno le compra. Guarda Marco che ha Questo dico sempre mica, 3 volte buon fanamone. L'allegro chirurgo, cambio le frecce perché si è bruciata la lampadina di quella originale. Tanto metto queste, dopo ho ordinato quelle arancioni color carbonio. Qua i mani che fa su me, ho spaccato il sensore, anche se mi è un po' strano, vedo che non si riesce a stagnarlo, no, perché è spaccato proprio sotto il sensore della luce del freno. Prima di montare si prova sempre. Ok, funziona, non mi piacciono neanche un po', ma sono temporanei. Un'altra roba, queste, sembra un po' vecchio stile, niente di che, le sobrie. Vedi tu sti qua gli DB Killer, peccato che sono stati segati. No, mica voglio andare in giro, sì, il camper deve ancora arrivare, quindi oggi faccio il piccolo meccanico, mi cambio le frecce e un po' di viteria. Intanto, viti in erga il grigio, che sono in pandan con le carene, e il faro è stato allineato, perché prima era sbilenco, è stato montato sbilenco. Adesso tutto ancora erga all'acciaio, diciamo, ho voluto mantenere sta tinta qua. Pensa che un giorno, gatto, tu dovrai fare la recensione di questa cosa qua. No, non è vero niente, ce l'avevano solo dato da mostrare nel canale. Allora, le impressioni te le farò dire da Alessia, perché io queste robe qua le butterei fuori dalla finestra, non riesco a collegarlo con l'app. Sì, ecco qua, adesso Alessia si studia tutte ste robe, vedi tu. Mercoledì 26 giugno ho ricevuto l'assegno, sono andato a depositarlo per l'acconto da dare a Top Group, no? Stiamo parlando dell'assicurazione. E sarà incassabile il 3 luglio, ok? Cioè sarà nel presente fisicamente nel mio conto il 3 luglio, quindi io aspetto il 3 luglio visto che è un acconto, perché devo anticipare che non ho i soldi, capito, nel conto, fanculo. E nel giro di 10 giorni dovrei avere il saldo definitivo. Alla fine cosa è successo? Mi ha rifatto a nuovo tutto il camper, mi ha rifatto a nuovo il generatore, ha detto che hanno cambiato un disastro i pezzi,
mi ha rimborsato quei 1000 euro di carattrezzi e io mi sono preso un 2400 euro per il fermo, diciamo, del lavoro. Non è quel granché, però dici, vabbè. Come si sta col bagnetto? Avevo proprio voglia di fare un giro, come dico io. Praticamente sono salito da Piancavallo e sono sceso a Barzis per la strada, quella brutta, dove sai, dove hanno buttato quella ragazza, dove il matto l'ha uccisa, l'ha lanciata giù alla scarpata. Fa un po' senso, difatti, vedere la Madonnina, sai, con le strazze lì che ha messo, i fiori. Fa un certo che, insomma, fa un po' spessore se ci vai da solo. E niente, ho fatto tutti i 20-30 all'ora, che goduria, sembra di essere in bici, solo che non pedalavi, bellissimo. Guarda come ho nerdizzato il Pampino. Computer, quello è Spore, un gioco che giocavo io da boccia, è bellissimo. Parla sostanzialmente dell'evoluzione, no? Cioè tu nasci come batterio, diciamo, no? Ok, poi inizi a mangiare, poi scegli se diventare erbivoro, carnivoro. Coi punti DNA ti compri tipo i tipi di zampe, i denti. Ti riproduci? Per dopo modificato, ti riprendi. Cioè si sta riproducendo? Cioè c'è anche un po' di Pornhub dentro. Stilista della moda. Sì. Sono fashion. Guarda che fashion che sono! Poi devi camminare però un po', devi praticamente Così, guarda che camminata elegante, guarda! No, per camminare come le modelle devi sentirti i cocomeri Ma che non li sento ti si distruggono, tipo che ti si schiacciano. Aspetta che provo lo schiazzamento. Eccolo qui. Così. Guarda che leggiadria, Giacomo, guarda. Guarda che eleganza. Oh, più schiacciati di così faccio una spremuta. È tra i posti da provare. Stiamo già provando. Sì, vabbè, perché sei in anticipo. Sì, è sufficientemente femminile per i miei gusti. Dio caro, segna che... Guarda, questo sa che sei anche attacco rapido. Guarda che mi ha portato un regalo. Porta il libro per leggerti. Non mi ha portato un regalo. No, fiaba. Belle serate, ricordi, amici, Pampini, che non so se devo censurarli o no, altri amici, e vide, ok, e vide. In più vorrei adesso, non per fare sgrandazzone, però vorrei esibire una parola forbita che ho imparato, che è pampini, cioè i pampini, come ci insegna Francesco, le foglie dei vide. Che sarebbero il pampino, è la foglia della vitis vinifera. Perché ti sembra Adame? Viva, viva l'olio di oliva, tu guarda, imparare tu. Adesso perché Dio buono, memorosa, e vabbè, perché ha sentito. No, è usanza quando fai cin guardarsi negli occhi e poi sbattere giù il bicchiere. Signorino! Ah! Così per 4 mesi ho provato un po' la vita normale. Adesso sono con Thomas e famiglia in spiaggia. È strano. Ma è giusto cambiare. Mamma, vedi quella bottiglia su questa... E ora qua. Mi svoia il Fufi. No, il Fufi c'è qua che dorme tranquillo. Mi svoia il gatto. Gatto, tu paura? Ma no. Guarda Amy, guarda la vestita del cazzo qui in ciao. E tu? E ha pensato solo se le ore da mangiare. Mi hanno fatto scendere alla stazione sbagliata, adesso devo prendere il tram per Mestre Centro, mi sto un po' arrabbiando. Ciao Fioi, oggi è martedì 2 luglio, sono passati praticamente 4 mesi
come gli autobus che Gozzotto, esatto, P il tram. Sono sceso letteralmente davanti a Top Group perché è pronto il pulmino e più che altro sono arrivati i soldi, qui l'assegno da 13.000 pippi da dargli. Che volevo dire? No, devo dire una roba importante, ma non mi ricordo. Sì, che ciao, non spariso. Chiedimi se sono felice. No, non sono felice, ho i coglioni girati. Cioè, da quando sono stato 4 mesi senza ufficio e senza casa, perché devo essere felice? Andava bene anche prima il camper, cioè non serviva di metterlo a nuovo. Guarda, un pulmino che io vedo, e là, bello quel coso così. Ha i sensori nuovi, la mia sbarra. Dov'è che porco zio, vabbè, me l'avranno tenuta da parte. Il nuovo portellino per il GPL, qua tutto nuovo, che era tutto crepato, benissimo, direi molto benissimo. Ah, anche davanti me li ho messi, bene bene bene. Molto bene, e il sopra non me l'hanno fatto, vabbè, pazienza. Che bello che adesso ho i 4 sensori anche davanti. E sospensioni qua un po' giù da ricaricare. Questo è il nuovo sensore per dopo vediamo come funziona, per i cosi, come si dice, per i sensori di parcheggio posteriori. Qua ci sono pulsanti in più. Cos'è? Ah, è per accenderlo, per dargli corrente. Ah, che forte. Ma ho messo i pulsantini uguali. Che strana la sensazione, cioè, non dico che mi viene da piangere, però è stranissimo. No, non mi viene da piangere, che discorsi. Però è veramente stranissimo, 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 è tutto stranissimo. Buon dai, adesso parto, ciao. Che fa sulla SMR là, che monai. Ok, prima di partire, cazzo erano ste robe? Dio caro, non mi ricordo neanche più. Cos'è sta roba? Era quello? Oddio, non mi ricordo più tutti i buttoni del camper. Cazzo è sta roba che ho appena acceso? E questo sopra? Ah, bene. Ok, questo sopra è il carpur hide. Quello sotto probabilmente è questo. E quello dietro. Porco cane. Perché non va più? L'abbiamo messo nella stessa corrente di quello. Ok, mi hanno rotto i cosi. Ok, vado a dirglielo. Quasi va che siccome non mi fido di nessuno, non vanno più le retrocamere. Adesso vanno a prendere dei tester e vedono, perché sono andati giustamente per mettere i nuovi sensori, sono andati a mettere le mani lì dove c'erano i pulsanti di alimentazione delle retrocamere, adesso non vanno più. Ah, eccellente, bravo Tosato. Comunque anche per te vale come regola, qualsiasi cosa fai, in qualsiasi posto vai, sempre controllare prima di andare via. Io ho controllato prima di aver pagato, non avevo controllato bene, però vabbè, insomma, qua siamo nodigo di casa, per carità di Dio, però insomma ovvio che se c'è un problema Top Group dopo te lo risolve, che discorsi, e magari anche qui. E quindi sì, insomma, sta attento, qui ti dà una macchina, una roba, controlla tutto prima di andare via, perché se no dopo uno dice ma andava, non andava, tu capivo. Ed ora 2 giorni di ritrovamento psicologico, ossia pulisco, sistemo, ozonizzo e organizzo. Ok, non ho ripreso niente, in sostanza ho passato tutta la giornata a pulire perché era pieno di cimici e cacche di topo. E sì, c'era anche cacche di topo. E cosa vuoi che ti dico? Fra 2 giorni finisco il sistema. Seems like yesterday we used to rock the show. I laced the track, you locked the flow. So far from hanging on the block for dough. Notorious, they got to know that life ain't always what it seemed to be. Words can't express what you mean to me. Even though you're gone, we still a team. Through your family, I'll fulfill your dreams. In the future, can't wait to see if you open up the gates for me. Reminisce sometime. The night they took my friend. Try to black it out, but it plays again. When it's real, feeling's hard to conceal. Can't imagine all the pain I feel. Give anything to hear half your breath. I know you're still living your life after death.